E siamo arrivati al mese di marzo e continua infatti il nostro viaggio alla scoperta delle curiosità legate al nome dei mesi che compongono il nostro calendario. Infatti il termine marzo deriva dal latino Martius, infatti il terzo mese dell'anno era il mese dedicato a Marte, il dio della guerra. Infatti in questo mese riprendevano le attività belliche che erano state interrotte nel periodo invernale e nel lungo periodo invernale. Le normali attività belliche che, come dicevo prima, riprendevano nel mese di marzo e poi continuavano fino al mese di ottobre. Ma c'è un'altra curiosità legata al mese di marzo. Infatti, pensate che prima del calendario gregoriano il mese di marzo era considerato il primo mese dell'anno. E voi questo lo sapevate?